Salve, amanti di azzurre! Benvenuti a un'altra newsletter del nostro amato club. Prima di addentrarci nelle ultime notizie che stanno facendo scalpore, non dimenticate di lasciare il vostro like, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi nulla. Passiamo subito alle ultime notizie. Oggi l'attenzione si concentra sulla situazione contrattuale di Kvicha Kvaratskhelia, dinamica alla sinistra del Napoli, il cui futuro nel club è stato oggetto di continue speculazioni. Kvaratskhelia è stato una figura chiave per la vittoria dello scudetto nella scorsa stagione sotto la guida di Luciano Spalletti. Ma ora si trova nell'incertezza del rinnovo del contratto. Francesco Modugno, giornalista della redazione sportiva di Sky, nel corso della trasmissione Giochiamo d'anticipo su Televomero ha condiviso alcuni aggiornamenti fondamentali sul Kvaratskhelia. Secondo Modugno, nonostante ci sia un dialogo aperto tra il giocatore e la società, non è ancora certo che le parti siano vicine a un accordo. Kvaratskhelia, che attualmente percepisce uno stipendio considerato basso per un giocatore del suo talento, è stato al centro di discussioni su un possibile rinnovo. Secondo quanto riferito, il Napoli sarebbe disposto a fare un grosso esborso finanziario per assicurarsi la permanenza del talentuoso giocatore georgiano. Tuttavia, la decisione finale non è ancora stata presa e non è chiaro se Kvaratskhelia accetterà le condizioni proposte dal club. Trattenere un giocatore del calibro di Kvaratskhelia è fondamentale per il Napoli, soprattutto considerando l'impatto che ha avuto sulla squadra dal suo arrivo. Un'eventuale partenza potrebbe rappresentare un colpo significativo per le ambizioni del club, sia a livello nazionale che europeo. Per i tifosi del Napoli e gli osservatori del calcio italiano, la situazione di Kvaratskhelia è un chiaro esempio delle difficili dinamiche del calcio moderno, dove le trattative contrattuali diventano spesso intriganti quanto le partite stesse. E voi, tifosi del Napoli, come vedete questa situazione di Kvaratskhelia? Pensate che il Napoli debba fare di tutto per trattenere un giocatore così influente? O c'è un limite a ciò che il club dovrebbe offrire in termini di rinnovo del contratto? Condividete le vostre opinioni nei commenti e discutiamo oggi delle strategie di gestione dei talenti nel calcio. Non perdetevi i prossimi aggiornamenti.